Dopo Udine, Venezia e Vienna, anche a Povoletto si è tenuto il concerto di Capodanno 2026. È stata magica la serata del 3 gennaio scorso a Povoletto. Il concerto di Capodanno della Atipic Orchestra ha tenuto incollati alle poltrone dell'auditorium comunale più di 300 persone per oltre 2 ore. L'orchestra ha trasportato il pubblico nelle magiche atmosfere viennesi dell'Ottocento quando gli Strauss composero i più famosi valzer, polche e marce, eseguiti oltre che da Deusanio anche da altri 8 musicisti. Al violino Elia Vigolo, Spela Pirnata alla viola, Cecilia Barucca Sebastiani al violoncello, al contrabbasso Mauro Meroi, Alessandro Vigolo al flauto traverso, Davide Argentiero al clarinetto, Nicolai Novikov al corno e Matteo Andri al pianoforte. Patrizia Pin la presentatrice. 3 giovani solisti nella parte centrale del programma. Alla chitarra Simone Blasizza ed i ballerini Alessia Spinelli e Stefano Solari. Rimanete con noi. Seguiteci su tutti i nostri social per non perdere i prossimi aggiornamenti.